La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato lo schema di cessione del ramo infrastrutturale della società in house Ferrovie Udine Cividale Srl a favore di Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS. L'accordo, che sarà formalmente sottoscritto a breve tra le due società, rappresenta l'atto conclusivo di un percorso avviato nel 2020 dalla Regione con le società coinvolte per garantire una gestione più efficiente e sicura della linea ferroviaria. Ferrovie Udine Cividale continuerà a operare come impresa ferroviaria per il trasporto pubblico locale, mantenendo il proprio ruolo nella gestione del servizio passeggeri sulla linea. Il ramo infrastrutturale, che comprende impianti, strutture e responsabilità gestionali, sarà invece trasferito a RFI. E sulla polemica in merito alla rimozione della cartellonistica in trilingue, il sindaco di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, ci anticipa importanti novità. Ho chiamato il dottor Graveri, con il quale io ovviamente mi confronto sempre per essere aggiornata sulla situazione della linea Udine Cividale. Io, avendo letto un tanto, ho ovviamente approfondito e mi sono resa conto che probabilmente è stata una svista, perché la linea si chiama Udine Cividale e a Roma, rifacendo la cartellonistica, non hanno pensato invece alla nostra storia, alle nostre minoranze linguistiche, per le quali ovviamente siamo molto attenti. Ho scritto 2 righe, mi pare che la situazione adesso, anzi Graveri mi ha garantito che la situazione verrà rimessa a posto con la nostra cartellonistica e quindi superato anche questo. Grazie, comunque penso alla collaborazione di tutti. Io ovviamente ho cercato di condurre, che è il mio carattere, in maniera appunto molto tranquilla, raggiungendo comunque il risultato.